Il primo passo è fatto. Con la presentazione ufficiale del dossier consegnato a Parigi, i Colli Euganei si candidano a nuova riserva biosfera MAB UNESCO. La delegazione del Ministero dell'Ambiente, composta dal consigliere del ministro, la padovana Roberta Toffanin, dal direttore generale Oliviero Montanaro e dal presidente del Comitato Tecnico Nazionale MAB UNESCO, Pierluigi Petrillo, alla presenza dell'ambasciatore presso l'UNESCO Liborio Stellino, ha dato il via al processo negoziale che si concluderà nel giugno 2024. In Veneto già 2 territori fanno parte dei 748 siti presenti in 134 paesi del mondo, il Monte Grappa e il Delta del Po. Un territorio vasto, quello che si presenta all'esame, formato da 15 comuni d'Abano, Terme e Avò, che interessa una superficie di 34.000 ettari all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei. Al lavoro sul dossier anche la Regione. Il presidente Zaia ha commentato: se i Colli Euganei entreranno nella grande rete UNESCO, sono certo che avranno un nuovo rilancio e si apriranno importanti strade anche a livello di valorizzazione turistica. Il nuovo presidente dell'ente, Alessandro Frizzarin: si tratta di un passo importante che segna una tappa altrettanto importante verso lo sviluppo sostenibile in cui tutela della natura e sviluppo del territorio camminano parallelamente.